Prove tecniche di normalità, taglio di Po. Oggi siamo appunto al mercato, il primo mercato un po' allargato, nel senso che per 2 mesi c'è solo stato il mercato per quanto riguarda gli alimentari. Oggi è aperto anche per abbigliamento bambino, per i fiori, e quindi c'è un po' più di movimento. Ne approfittiamo per intervistare anche il sindaco di Taglio di Po, Francesco Siviero, che improvvisa anche una conferenza stampa qua appunto nelle porte del mercato Transennato con gli amici della Voce e del Gazzettino. Adesso andiamo appunto a sentire, vedere un po' di situazione a Taglio di Po in prove tecniche di normalità. Con il sindaco Francesco Siviero, primo giorno di prove di normalità, mercato di Taglio di Po. Innanzitutto, sindaco, come va? Com'è la situazione? La situazione tutta la mattinata è stata abbastanza tranquilla, non ci sono stati grossi problemi. Come vedete c'è un ingresso e un'uscita, insomma tutto è stato molto contingentato, persone diligenti con i propri dispositivi, quindi le mascherine e i guanti, quindi va tutto bene. C'è da dire che qua il mercato a Taglio di Po non si è mai interrotto, magari un venerdì c'era solo una banca, diciamo così, però siamo sempre riusciti. Quest'oggi è un po' diverso, nel senso che abbiamo concentrato tutti gli operatori che hanno dato un po' di respiro in più e quindi è venuto fuori un bel lavoro, insomma. Ecco, prove tecniche abbiamo detto di normalità, fra poco apriranno anche le chiese, ci diceva quando? Ma so che leggevo che probabilmente le chiese apriranno dal 18, so che questa settimana abbiamo già fatto anche un incontro con Don Damiano che ci spiegava un po' le modalità nuove per i funerali, diciamo così. Dal 18, visto i documenti della CEI, insomma, che riapriranno le chiese, dopo ci confronteremo, insomma, per capire le modalità, e quindi insomma prove tecniche effettivamente di ritorno a quello che è una vita normale, insomma. In ogni caso le sembra che i suoi cittadini in questa fase 2 siano disciplinati? Non ci sono stati casi, abbiamo già letto anche nei social, di persone che fanno agglomerati particolari, che insomma si seguono le varie direttive, o sbaglio? Diciamo che ovviamente alcune problematiche ci sono legate soprattutto ai giovani, però sia per quanto riguarda la riapertura dei cimiteri, sia per quanto riguarda i mercati prima e anche oggi, come si può vedere, insomma, il distanziamento sociale c'è, il rispetto c'è, quindi vediamo un attimo di uscire. Le regole si rispettano, se dobbiamo guardare che una persona è 90 cm invece di 1 metro, non è così che si fa prevenzione, però almeno che ci sia l'impostazione di come deve essere una vita sociale normale e contingentata, insomma. Non ritiene che sia pericoloso aprire una regione sì e una regione no? Perché in fondo i confini della regione non hanno muri protettivi, qui c'è il virus e là non c'è, quindi non lo so come possono ragionare anche i responsabili delle singole regioni. Sicuramente la domanda è pertinente, infatti quando ragiono di regioni intendo che c'è un po' un fronte dei governatori politicamente trasversale che sta facendo pressioni sul governo per ripartire. Zaia, che noi siamo qua in Veneto, Bonaccini, come Emilia Romagna, che comunque è stata una regione colpita ma che anche lì c'è una buona ripresa per quanto riguarda i nuovi contagi e quant'altro. Probabilmente l'idea forse sarebbe quella di ritornare un po' come eravamo all'inizio di questa emergenza, nel senso, se ci sono dei problemi, su dei focolai, istituire repentinamente in maniera molto veloce delle zone rosse, in modo da limitare l'espandersi del contagio. Riaprire come regioni, magari aspettando un attimo, prima le regioni limitrofe, poi tutto un po' a passi, step probabilmente di 15 giorni in 15 giorni per vedere, che si stima 14 giorni di periodo di incubazione del virus, per vedere insomma se riuscire a ripartire tranquillamente. Non dico tra 1 mese e mezzo andare a fare le ferie in Calabria, però almeno una persona di Taglio di Po che ha i genitori che abitano a Mesio, riuscire ad andare a vederli che in altre regioni tra 10 giorni sarebbe una cosa utile. Il nostro centro sanitario dell'ULSS, che a quanto mi risulta gli ambulatori sono ancora chiusi, l'ufficio per la scelta del medico eventualmente è ancora chiuso,
Sì, qui non si sa nulla. Riscontriamo tutta una serie di problemi, tant'è che addirittura, se non sbaglio, leggevo sui giornali, anche il CUP provinciale in questi giorni è chiuso perché non riescono più a smaltire, diciamo, tutto quello che è rimasto in arretrato. Diciamo che dal punto di vista sanitario si è risposto bene a quello che può essere l'emergenza coronavirus con delle puntuali, diciamo così, sorveglianze, con tutto. Però resta il fatto che ripartire in una fase normale siamo ancora un po' in ritardo, dobbiamo ancora attrezzarci, questo effettivamente è vero, si sta scontando un sempre più depauperamento di quello che è l'attività sul territorio rispetto a magari gli ospedali. La manifestazione di domani, promossa da commercianti e artigiani, potrebbe dare un'ulteriore spinta alla riapertura, potrebbe servire o no? Sicuramente l'iniziativa di domani a sostegno delle attività economiche è sempre un punto, diciamo, tra virgolette, di pressione, passatemi il termine. Anche il fatto di portare la lettera del prefetto, che comunque il prefetto, che dir si voglia, è rappresentante del governo a livello delle province di Rovigo. E quindi comunque sono tutti piccoli segnali che arrivano al governo di una volontà della nazione di ricominciare a vivere. Un'ultima cosa, ho sentito parlare in questi giorni nelle trasmissioni televisive che era una proposta, cioè di conferire maggiori poteri ai sindaci, che sono quelli che in effetti vivono sul territorio, meglio conoscono il territorio, meglio conoscono le esigenze di chi ci abita. Cosa dice lei a proposito? Cioè, pensate con gli altri colleghi di conferire maggiori poteri ai sindaci? I sindaci di fondo hanno un potere essendo autorità sanitaria, però in questo caso che è un'emergenza nazionale, dire comunque ognuno fate quello che volete, che ritenete più utile, non ha senso, perché alla fine magari avremo su un comune che fa come crede, perché tanto dice io ho i cittadini che sono più dirigenti del tuo comune e quindi posso fare quello che voglio, l'altro dice no, ho dei problemi, quindi non ha senso su un'emergenza nazionale che dopo ricade comunque a livello nazionale che ognuno faccia quello che vuole. I casi di positività, taglio di porco, fermi a ieri? Sono sempre 3 i casi attualmente di positività, le persone come al solito stanno bene, i familiari stanno bene o sono risultati negativi al tampone, quindi problemi grossi non ce ne sono per il momento. Insomma, inoltre la provincia riscontra casi quasi zero, magari c'è solo un caso durante di vari aggiornamenti, quindi non è, diciamo che sembra il clima favorevole a una ripartenza con tutte le dovute precauzioni, però magari anticiparla invece del 1° al 18 sarebbe una cosa utile anche per non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista psicologico per le persone, per riuscire a ripartire, a riniziare e a fare una vita normale. Ma esiste un parametro per decidere che la fase 2 finisce e parte una fase 3 ancora più allargata? Ma in realtà no, perché una crisi del genere non l'ha mai vista nessuno. Nessuno sa qual è l'evoluzione quale sarà l'evoluzione del virus e quindi è anche difficile fare una programmazione, però a un certo punto le strade sono 2: o rimaniamo chiusi in casa sempre e comunque, quindi con la fase del lockdown piena perché non sappiamo cosa succederà, o proviamo a fare delle ripartenze magari con tutte le dovute questioni del caso per vedere insomma come si evolverà la questione, perché comunque non possiamo rischiare, per non morire di coronavirus, di morire dal punto di vista economico, quindi bisogna un attimo cercare di compenetrare le due cose e magari in questa fase di ripartenza un po' più lenta, che si voglia dire, continuare a studiare quelli che sono gli effetti del virus e come combatterlo e essere pronti nel caso dovesse ritornare in maniera ancora più forte ad ottobre o comunque durante l'autunno. Ecco, si parlava di anticipare l'apertura del 18. C'è qualcosa nell'aria? Ne parlava il governatore? Ma ne ha parlato Zaia, comunque un po' tutti i governatori delle regioni, sia di destra che di sinistra, stanno spingendo per questa riapertura, perché comunque, come dicevo, se hai una regione come magari può essere il Sud Italia, che da settimane registra casi zero, è difficile giustificare perché continui a tenere chiuso. Nello stesso tempo però capisco i tecnici, i virologi, i medici che dicono ma
come faccio a sapere che poi non ripartirà? Il ruolo della politica è fare sintesi tra queste due visioni, tra chi dice chiudiamo tutto, tra chi dice apriamo tutto. La politica deve un po' fare sintesi e trovare una quadra, e soprattutto la politica il ruolo è prendere delle decisioni. Le decisioni possono essere giuste, possono essere sbagliate, però le decisioni a un certo punto vanno prese, non si può continuare a procrastinare in eterno le questioni. Che dire, speriamo che questo sia di buon auspicio per una ripresa di normalità sempre più allargata. L'abbiamo parlato appunto col sindaco, probabilmente già il fatto che si aprirà la chiesa il 18, quindi questo porterà anche a concepire anche una maniera di unirsi e di stare assieme. Speriamo anche per il settore spettacolo che questo possa succedere, speriamo anche per il turismo che si ritorni alla normalità, anche perché sono due delle attività che più stanno soffrendo e che sicuramente più hanno bisogno di una ripresa nei canoni normali. Da Leandro Maggi, da Taglio di Po, è sempre un piacere stare con voi.